Tutta in salita la prima gara interna stagionale del Matera, dall'autorete messa a segno dopo appena 5 minuti di gioco da Lauriola al gol di Corradini, che ha sanzionato la seconda consecutiva sconfitta dei lucani, e tra i due gol dei campani il momentaneo pareggio di Zian su calcio di rigore. Il racconto della gara inizia dall'autorete di Lauriola, un imprendibile colpo di testa sulla punizione del campano Grasso. La reazione dei lucani si è fatta sentire, prevalenza territoriale dei biancazzurri, ma sul piano delle conclusioni solo una punizione di Muro all'11° fuori di poco. Poi il gol del pareggio al 32°, la torre per Zian, il portiere Nioi colpisce la palla, ma anche il giocatore materano dagli 11 metri batte Zian e momentaneamente sistema i conti. Se la prende più del dovuto il tecnico dell'Albanova Merolla e l'espulsione diventa scontata oltre che opportuna. Torlo al 40° e Bruno respinge, senza fortuna anche un colpo di testa di Ricci un minuto dopo. Secondo tempo, voglia di forzare i tempi da una parte e dall'altra. Corrono Matera e Albanova. Al quinto una punizione di Muro respinta da Nioi e al 25° è Ricci a impegnare Bruno. Nell'azione il centravanti si infortuna e abbandona il campo. La vittoria arriva con questo gol di Corradini al 36° del secondo tempo. Albanova più squadra, Matera ancora da costruire in attacco, da rivedere invece a fondo in difesa.